Se n'era parlato nelle scorse settimane, adesso anche gli sport di contatto hanno ricevuto il via libera. Si tratta delle discipline calcio ad 11, calcio a 5, basket ed altre ancora che in Sicilia si potranno svolgere senza problemi. L'ok è arrivato dall'assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, Mallio Messina, d'intesa con il collega di giunta con la delega alla salute, Ruggero Razza, che ha firmato il decreto. Il presente decreto, si legge nel documento, conserva la propria efficacia e validità fino ad eventuale differente valutazione dell'andamento epidemiologico nell'isola e comunque fino a nuova disposizione. Il decreto degli assessori Messina e Razza è stato notificato per conoscenza anche all'ANCI Sicilia, alle aziende sanitarie e alle federazioni sportive di settore. Con questo provvedimento il governo Musumeci vuole dare una risposta alle diverse federazioni e ai tantissimi appassionati che da tempo chiedevano di poter sbloccare una serie di discipline sportive, commentano Messina e Razza. Lo facciamo seguendo le linee del governo nazionale, ma anche del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio epidemiologico che ha rilevato che la regione siciliana annovera una matrice di basso rischio in base ai tre set di indicatori relativi alla capacità di monitoraggio, alla capacità di accertamento diagnostico e di gestione di contatti e alla stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari. Il decreto fase quinto all'ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci dello scorso 13 giugno, che ha stabilito tra l'altro che da oggi si possono svolgere anche le attività sportive di contatto, previo decreto attuativo dell'assessore regionale allo sport, d'intesa con l'assessore regionale alla salute.